in fase di dibattito il collega Pigozzo, appunto del Partito Democratico, ha sollevato il tema che un comma in cui citasse esplicitamente una specie di canale preferenziale del Nevegal nei confronti di altre stazioni poteva dare adito a futuri ricorsi. Il Nevegal scompare dal progetto di legge promosso dal consigliere regionale bellunese del Carroccio, Franco Gidoni, nell'iter che ieri ha visto l'espressione unanime dei componenti della sesta commissione consiliare a un nuovo testo privo del terzo comma che in prima stesura impegnava la Giunta in via sperimentale a intervenire sul Colle per la realizzazione di nuovi impianti a fune e la riqualificazione e revisione di quelli esistenti, compreso l'innevamento programmato. Su richiesta del consigliere Ruzzante di articolo 1 abbiamo concordato che alla fine dell'iter, quando arriveremo all'approvazione finale del progetto di legge in Consiglio, sottoscriveremo tutti insieme un ordine del giorno in cui solleciterà la Giunta ovviamente a fare in fretta e a tenere presente la situazione del Nevegal come stazione che in questo momento esige una particolare attenzione. Nel testo approvato in Commissione è sparita anche la dotazione finanziaria di 12 milioni di euro trasferiti su legge analoga, la 21, sempre sugli impianti a fune, a disposizione di altre stazioni sciistiche che hanno bisogno di sostegno. In Nevegal, purtroppo, la situazione langue, dice Gidoni. Che cosa risponde a chi dice che la Regione ha tradito il Nevegal? No, la Regione non ha tradito Nevegal. Nel momento in cui si sarà chiarita la situazione, pronti a fare la nostra parte. Ricordo, tra l'altro, che noi abbiamo già messo sul tavolo i famosi 500.000, c'è stata anche l'uscita della provincia, il Presidente Padrin dicendo che conferma il suo impegno per i 500.000, il Comune ha dichiarato i 500.000, per cui in questo momento qui rispetto all'anno scorso ci sono sul piatto già 1,5 milioni, manca chi li spende.